Penso che io spero che il mio insegnamento, quindi un cambio di genere alla guida dell'università, sia soltanto l'inizio. Io non voglio davvero più che questa domanda venga più fatta in futuro alle prossime donne che ricopriranno delle cariche. Allora a quel punto veramente avremo raggiunto la pari opportunità e ci sarà modo di mostrare e di poter utilizzare veramente le competenze di donne e uomini alla guida delle istituzioni. Un cambiamento che deve diventare normalità e non più una cosa da sottolineare come evento eccezionale. La rettrice Daniela Mapelli si augura che la sua nomina possa fare da apripista. Nella sua squadra donne e uomini di scienza per traghettare l'università verso il futuro. Continuare ad assolvere quella che è la nostra missione. Noi abbiamo in mano il futuro dei nostri giovani con la formazione. Abbiamo un'altra importante, preziosa cosa in mano che è la ricerca e quanto mai come in questo periodo ci siamo resi conto come la scienza, quindi la spinta alla ricerca, sia una risposta poi e una soluzione ai problemi anche dell'intero Paese. Ricerca che oggi più che mai significa vaccini per tornare in presenza nelle aule e sconfiggere la pandemia. Il Green Pass è libertà, dice Mapelli. I vaccini ci danno l'opportunità, ad esempio, di poter tornare in presenza all'università. Guardate, io ve lo posso dire, i nostri studenti sono per la maggior parte vaccinati. La scorsa settimana abbiamo iniziato i primissimi corsi e su 13.000 studenti che si sono presentati nessuno ha avuto problemi a mostrare il Green Pass, proprio perché sono loro i primi che vogliono tornare a vivere all'università. Opportunità e inclusione, le due parole che caratterizzeranno il suo mandato, e come prima azione il sostegno agli studenti afghani in fuga dopo il ritorno dei talebani. Abbiamo già attivato 50 borse di studio, abbiamo avuto 54 domande, ne abbiamo già vagliate, 22 arriveranno nelle prossime settimane e questi non sono i nostri studenti che si erano già iscritti, sono tutti ragazzi e ragazzi che sono scappati dall'Afghanistan e sono arrivati nel nostro paese. E io penso che questo sia doveroso.